Buongiorno a tutti amici, siamo appena partiti, sono le 11 del mattino, ho editato io, Davide ha fatto un po' di inglese e Rita ha fatto pulizie e si è preparata. Non è affatto male il posto. È bellissimo, è riniziato a piovere ragazzi, ieri ha fatto una bella giornata ed è stata davvero una rarità, oggi di nuovo pioggia. Ce ne freghiamo, proseguiamo verso nord, verso Capo Nord. Facciamo durante il tragitto giusto 2 passi, siamo scesi, ci troviamo a Storef Jellet. Abbiamo visto una bella cascata, ve la facciamo vedere, poi risaliamo e proseguiamo, giusto per fare 2 passi anche noi. Non si può vivere, cara Rita, solo di lavoro, di guida, bisogna anche prendere una boccata d'acqua. Ma questi paesaggi è un affronto non fermarsi un attimo a ammirarli. Chissà se queste case sono abitate. Che belle, guardate dove ce l'hanno, guardate la terrazza. E poi vi ho già fatto vedere anche i tetti delle case norvegesi per cercare di coibentare. C'è freddissimo, freddissimo, secondo me ci sono 5 gradi, se va bene. Siamo di nuovo in camper alla ricerca di un bel parcheggio in libera dove pranzare, è mezzogiorno e 42. Abbiamo trovato un posto dove parcheggiarci per pranzo vicino al lago, ma soprattutto dietro di noi vicino a un capanno degli attrezzi. Habemus Parking. Me ne vado. E piove anche oggi, Sto cominciando a dire a Rita che io mi voglio trasferire qui, in Norvegia. Il posto più bello del mondo. Rita ha detto che ci devo venire da solo. Beh, entro dentro, sta piovendo. A dopo. Rita ci ha preparato della pastina al burro, non ne mangiamo da molto. Poi abbiamo comprato del salmone affumicato e abbiamo anche del tonno in vetro. E così pranziamo. Carciofini? No, non sono carciofi, sono funghetti. Vino bianco, verdure, sta piovendo di fronte a un lago. Ragazzi, staremo molto bene. Il sonnellino dopo pranzo non me lo toglierà nessuno. 4:30, buonasera amici, riprende il viaggio. Abbiamo da fare un po' di chilometri e dobbiamo prendere addirittura altre 2 navi come ieri per attraversare 2 fiordi.
vediamo i paesaggi insieme meravigliosi. Nel frattempo inizia a piovere discretamente ed è bellissimo, noi siamo in viaggio, ci godiamo questi panorami, spero che ve li godiate anche voi, che piace anche a voi fare un po' di chilometri in camper e vedere così i paesaggi dal camper durante il viaggio, dal finestrino, sono belli. Nuovo fiordo, nuovo paesetto, 15 case, siamo a Olsen. Piove anche parecchio, amici. Adesso facciamo il pieno a 18,99 corone e sono 1,66. Ogni tanto qualche buon prezzo si trova anche a meno, ma mi serviva a rifornire perché siamo in mezzo ai monti e non lo so quanti altri distributori trovo. Ora della merenda, poi si prosegue. Siamo come sempre in un paradiso terrestre. Letteralmente scesi dalla montagna e entrati nel traghetto. Continua su E39 per 2 km. Siamo finiti dentro il traghetto. Come ha detto Davide, siamo scesi dalle montagne, siamo saliti in nave e sta già spostando, è appena spento. Stavano aspettando a noi. Vero? Sì. Li avvisati. Sì, non te l'ho detto. Bravissimo! Beh, comunque belli questi traghettini, sono una specie di ponte, dai, diciamo la verità, ci vogliono 10 minuti molte volte e si prosegue. Non devi fare nulla, ti scansionano la targa come nelle autostrade, ti scansionano la targa e poi ti arriva l'addebito. Non devi scendere non devi fare niente, non devi fare nulla. Si comincia a salire, 20 minuti e ci parcheggiamo per la notte. Ci troviamo nel comune di Stad. Oggi abbiamo guidato tutto il giorno, amici, abbiamo preso navi, ponti, tunnel e sono bello stanco, guardate che posti. Oggi dormiamo qui, bordo strada principale, in uno spiazzo grande. Oggi niente di speciale, ma sono stanchissimo e basta così. Sono le 7:30, Rita cucina qualcosa, cenetta, domani mattina di nuovo in marcia, sino a quando troviamo qualcosa di bello. A parte che piove tutto il giorno, quindi è bene fare chilometri. 2 pezzettini di pollo, come lo fai? Facciamo con i topperi di oliva. 2 bicchieroni di vino bianco o rosso, cinesino acceso, dovrebbe fare intorno ai 4-5 gradi stanotte. In TV, ragazzi, ci guardiamo gli europei di atletica, vi faccio vedere il mio piatto e come sempre vi auguriamo una buona serata. Noi facciamo gli europei della mascella. Esatto.
Ci vediamo domani. Ciao amici. Sono le 21:27, abbiamo appena finito di cenare. Papà vi ha augurato la buonanotte, ma sta passando una nave da crociera e non posso non farvela vedere. Guardate che figata! È la stessa nave da crociera che abbiamo visto quando abbiamo attraversato il fiordo la scorsa volta, la Celebrity Apex. Buongiorno Rita. Buongiorno. Oggi vi saluto con l'immagine di Rita e l'immagine di Dado. Eccoti Salve. qua. Ciao, buongiorno Dado. Buongiorno. Stiamo partendo 43 minuti, prendiamo un'altra barca che attraversa un altro fiordo. Sarà così sino al Nord Cap. Rita, siamo pronti? Pronti? Va bene. Cosa volevo dire? Abbiamo lavorato. Io ho lavorato 2 ore, Rita si è preparata, ha fatto un sacco di pulizie e cose varie. Come sempre, come tutti i giorni. Quindi partiamo. Andiamo. Comunque abbiamo dormito bene qui, fronte mare. Questi parcheggi sono tanta roba, non ci dice niente nessuno, sta da dire. Mancano 2105 km a Nord Cap, rendetevi conto. Che faremo questa mattina. Sì. Ci siamo già da molto e siamo praticamente ancora all'inizio della Norvegia. Nel frattempo che guido vi faccio un ragionamento e ditemi se siete d'accordo con me. Sto accelerando e mi sto muovendo più rapidamente perché, ragazzi, se io dopo questa curva mettessi un'immagine di 10 giorni fa, voi non ve ne accorgereste, perché la Norvegia è così, è questa. Non c'è nulla di diverso, è tutto bellissimo, è la nazione più bella che ho mai visto, probabilmente. La adoro. Però magari dopo 4, 5, 6 video di boschi, fiumi, laghi, fiordi, uno non... sì, è meraviglioso, ripeto. Però uno non si accorge neanche se sta guardando più la stessa cosa, se l'ha già vista, se... è così, è davvero così, quindi bisogna accelerare un po' e cambiare, vedere altri posti. Cioè questa immagine che sto filmando adesso, l'avete già vista? No, è nuova ragazzi, è nuova, non vi ho messo un'immagine vecchia, però avreste potuto anche dire di sì, perché l'abbiamo effettivamente già vista simile tante altre volte. Certo, poi non ci si stanca di vedere il bello, come non ci si stanca di vedere la Rita, la vedete da 5 anni, ma avete sempre piacere di vederla. Adesso ci siamo avvicinati moltissimo alla costa e infatti vediamo proprio il mare, vediamo proprio la parte... Mar glaciale artico. boh. Sì, il mar glaciale artico, credo. Pace assoluta, siamo già al porto, sono praticamente dei ponti, chiamiamoli così, sono dei ponti con barche. Guarda che bella giornata, se non si mettesse a piovere, sarebbe proprio bello, no? Sì. La nostra nave è arrivata, ne prendiamo un'altra. Davide, Sì. l'hai mai presa una nave? No, La prima. mai preso una nave.
Anzi, mi sono ghiacciata. Come in Norvegia. Aiuto. Un altro fiordo attraversato. Adesso proseguiamo in asfalto. Madonna, 24,37 la benzina qua, sarà tipo 2,20 €. Questo è uno dei panorami più belli che io abbia mai visto. Compriamo due cose che ci mancano, pane, carta igienica e poi proseguiamo il viaggio. Queste sono tutte giornate di trasferimenti, continuiamo a salire. Dobbiamo salire un po', dobbiamo fare un po' di chilometri. Dobbiamo accelerare un po'. Abbiamo carne o ne dobbiamo comprare? Compriamola qualcosa. Può servire? Sì. Davide, per fare i panini con la marmellata. Sì, Quelli... Alla fine riusciamo sempre a trovare qualcosa che ci manca. Sì. Più del... O che magari sta finendo. Caffè ne abbiamo, camomilla ne abbiamo, volevo Succhi di frutta alla mela. Succhi di frutti ne abbiamo. Ah sì? Sì, ne abbiamo. Ok. Volevo cercare dei biscotti. Cosa devi fare? Dei tartufini al cioccolato. Ma tipo biscotti quindi? No, sai quelli dolcetti, bocconcini ricoperti di... te li faccio vedere, te li faccio provare. Ok. Light con lo yogurt greco. Ok. Proviamo. Qui cos'è? C'è nulla? Servivano dei biscotti. Infatti. Costa tutto molto, Caro, caro il come il detersivo fuoco. per i piatti devo cercare. Anche la tinta. Ok. Poi? I fazzoletti li avevo presi. No, non li ho presi. Servono, prendili. Prendiamo. Sì, quelli a destra. Non so se... Ah, quelli? Sì, quelli. Non so se... magari c'è qualcosa, però non ne sono sicura. Questo è per il... no, questo è per il lampante. Questo è per il... Sì, forse è quello. Sì, quello, di sicuro. Vini, non è vero. Vedi, non è vero. Vini, no, non è vero. Birra alla volontà. Noi la birra a pasta almeno non ci piace. Ci serve nulla? No, basta così. Andiamoci. Andiamoci. Basta, non l'abbiamo presa l'altro giorno. Non ci serviva nulla, alla fine 80 €. Così, due bustine da niente. Incredibile. Vabbè. Mezzogiorno e 40. Abbiamo trovato un parcheggio. Prima di prendere la prossima nave, la prendiamo di pomeriggio e pranziamo. E pranziamo, sì, adesso prepariamo il volo. Ci mettiamo un Hai detto attimo. che abbiamo un sacco di avanzi anche? Sì, ci mangiamo gli avanzi e facciamo solo una pasta. Ok. Facciamo gli spaghetti alla matriciana. Buoni, a Dado piaceranno molto. Chi te li ha chiesti? Lui? No, Li ha ordinati Dado? No, sono venuti in mente a me. Ah, vabbè, Poi vediamo. lui mi ha dato conferma perché a lui piace. Vediamo. Sughetto? Sughetto con... non abbiamo guanciale, quindi... Come no? Siamo pieni... Ah, però siamo pieni di pancetta. E non vi offendete, ma abbiamo usato la pancetta. Ah, io avevo comprato un pacco di pancetta gigantesco. Sì, ma infatti ne abbiamo tantissime. Ho utilizzato quella, non proprio quella. Quindi quello non l'hai ancora aperto? Quello non l'ho ancora aperto perché ne E avevamo quanto un dura? altro pacco. La vediamo la scadenza adesso, No, perché era un la pacco. pancetta dura tantissimo. Lo facciamo vedere anche ai nostri amici che ci aspetta, seguono. metto l'acqua per la pasta, altrimenti non bolle più e non mangiamo più. Guardate di cosa parlavamo, l'ho presa dal frigo, guardate quanta ce n'è, è gigantesco. E secondo me questa è una scadenza 16/6/2024, scade tra pochi giorni. Scade tra una settimana. Mannaggia.
Bisogna usarla in qualche Sì. modo. Non si potrà congelare questa? Lo chiediamo a signor Google. Chiedi al signor Google, magari si congela, sono 500 grammi. Forse avevo esagerato comprandola. Eh. E vabbè, poi c'è 20 giorni, tu non l'hai mai usata. Non è che faccio matriciana tutti i giorni o carbonara tutti i giorni. Oh, Il sì, peso guardate che bello che sta diventando con Ciccione. questi capelli. Piastrati. Sì, i capelli bei. Fammeli vedere. No, Però sì, c'è la cipolla. fateli sistema. No, ce li ho puliti, li ho lavati. Fai vedere. No, c'è la cipolla in aria, mi sta facendo... Fatti vedere quanto stai diventando bello. Cioè, guardate che bello con questi capelli. Sembra un modello. Sembri un punk. Sembri un hippie più ra. Ma se sto gula. Ecco qua, la Rita ha prodotto uno spaghettino, niente male. Bello, mi sta basta, te la scappando tengo la io. padella, Sì, te la bravo. tengo io, hai ragione, perché è un po' storta. Sì, io non capisco perché queste padelle Ma si che ovalizzano. messo? Lo vedete, diventa tonda, lo vedete? Eppure doveva essere anche buona questa. Mi sono sporcata, vedi? Chissà quanta gente ha lasciato dislike dopo che abbiamo fatto la pasta male. No, Non no. ne abbiamo fatto male, buonissimo. Ma no, abbiamo usato la pancetta anziché il guanciale, ma Dai, Se si mangiamocela. usa il guanciale ci sarà un motivo. Mangiamocela. Ci assentiamo un secondo per arrotolare 2 spaghetti. Ci vediamo stasera per prendere un'altra nave che attraverseremo un altro fiordo. Ciao. Buone 16:38 a tutti. Eccoci di nuovo ragazzi, 16:38 come dice Dado, non è cambiato nulla. Io sono più riposato, ma fuori è uguale. Piove, fa freddo, ci sono 12 gradi e io sono alla guida come sempre. Guardiamo la mappa della Norvegia e stiamo guidando giorni e giorni, siamo sempre praticamente nello stesso punto. È una nazione gigantesca, forse è lunga come dalla Sicilia, dalla Calabria sino alla Danimarca. Comunque 9 minuti e prendiamo un'altra barca, un'altra nave e attraversiamo un altro fiordo. Purtroppo una nave è appena partita, quindi dovremmo aspettarne un'altra, ma non ci vorrà molto. E di là in fondo forse sta già arrivando. turno. 7 di sera amici, continua il viaggio e piove sempre e fa anche freddo. Vogliamo arrivare a Capo Nord a tutti i costi, sarà dura, è dura perché non ci permette di uscire, di correre, di allenarci, di fare nulla di nulla. Però anche Davide ci tiene, ce la faremo. Ci vogliono 1800 km, ma questi 1800 km non sono di autostrada, ma sono sempre di stradine così, chiamiamole di montagna, e ogni tot chilometri si prende anche una nave, quindi non sarà facile. L'ultima nave di oggi sono le 7:10, dall'altra parte poi parcheggiamo. La terza o quarta nave di oggi, Rita? Boh, ho perso il conto. Forse la terza nave di oggi. Si parte, un altro fiordo attraversiamo. Dicevo prima che è molto lungo e molto complicato, noi vogliamo arrivare a Capo Nord, il tempo non ci assiste, non si può fare nulla. Non possiamo allenarci, non possiamo correre, non possiamo uscire, non possiamo fare nulla, è un clima a noi molto sfavorevole. Comunque abbiamo detto che saliremo a Capo Nord e a Capo Nord saliamo. Il paesaggio è sempre uguale, non ci sono grandi città, quindi non c'è niente da visitare, ci sono solo fiordi, montagne, laghi, fiumi, è bellissimo, ma a un certo punto è anche tutto uguale, questo ve l'ho già detto. E quindi cerchiamo di salire e poi iniziamo a scendere dalla Svezia.
Comunque siamo quasi arrivati, ritorno in camper, mettiamo in moto e scendiamo, ci troviamo un parcheggio per dormire. 8:02 si sbarca dall'ennesima nave. Qua sicuramente siamo in una cittadina già più grandetta, c'è anche un McDonald's, non ne vedevamo da un mese. Ragazzi, un raggio di sole non lo vediamo da giorni, sono le 8:35, durato un minuto, poi pioggia un'altra settimana, però un raggio di sole mi ha fatto piacere. 8:35, come siamo sbarcati non ho ancora trovato un buon posto per dormire, ma adesso lo troviamo, ci parcheggiamo per la notte. Guardate la luce che c'è alle 8:35. Quasi le 9 di sera, guardate lo specchietto, il sole che abbiamo dietro. Questo è il nostro parcheggio per la notte. La vista è sempre ottima, No, Dato? Sì, è bello. concordo. È bello. Guarda quella montagna. Siamo parcheggiati qua, uno spiazzo enorme. Bordo lago, bordo mare, bordo fiordo, bordo quello che volete. Da qui... Bordo acqua. E da qui, e qui fanno escursioni, arrampicate, canoe, escursioni a piedi, Prestaxla. E qua c'è una cascata anche meravigliosa. Ah, che bella. Col tizio nudo. Lui è islandese per forza, perché se ha petto nudo qui vuol dire che è islandese. Noi sempre cuffia, giubbotto, i bambini passeggiano in magliettina a maniche corte. Sono un po' più abituati. Comunque, bello, dai. 2-3 respiri forti e si va avanti. In TV un bel film e questa è la nostra cena. Bastoncini, tante verdure, altre verdure. Ci vediamo domani, amici. Che sia un giorno migliore. Buonanotte a tutti. Ciao.